Lei ha espresso il grande interesse della regione Friuli Venezia Giulia per la realtà e la presenza della comunità italiana in Slovenia e Croazia, in particolare della casa editrice Edit, che pubblica le principali quotidiani e le principali pubblicazioni per questa comunità. Sì, ma ho sempre dichiarato, per noi è importantissima la presenza delle comunità italiane in questi territori, esattamente come è importante la presenza della comunità slovena nel territorio del Friuli Venezia Giulia. E in particolare sono particolarmente felice di essere presente oggi nella sede della casa editrice, perché questo è un punto di riferimento ovviamente per chi è di nazionalità e lingua italiana e vive in Croazia e in Slovenia, perché grazie a questa casa editrice ovviamente può sfogliare un quotidiano, un quindicinale o un libretto per i bambini in lingua italiana, nella propria lingua, sentendosi un po' a casa e quindi innaffiando quelle radici che lo legano inevitabilmente al territorio e alla nazione italiana. La Voce del Popolo, con 130 anni di storia, è il più vecchio quotidiano in Croazia, nonostante sia pubblicato in lingua italiana. L'anno scorso la testata è stato l'unico giornale ad aumentare in Croazia la diffusione, ossia il numero delle copie vendute. Lei però ha parlato anche di puntare sul digitale. In che modo la regione Friuli Venezia Giulia può aiutare l'Edit in questa impresa? L'Edit, mi pare di aver capito dall'incontro che si è appena tenuto, è pienamente consapevole del proprio indirizzo e di dove vuole andare. La realtà è che la carta stampata tutta, a prescindere dal riferimento che ha, soffre un periodo di crisi che è inevitabile perché i tempi stanno cambiando. Ogni giorno purtroppo ci lascia un lettore di carta stampata e nasce un nuovo nativo digitale. Bisogna andare incontro a quel mercato e quindi spostarsi di più sulla digitalizzazione, quindi sull'abbonamento online per esempio del quotidiano, il che è anche un grosso vantaggio perché magari ti permette di raggiungere molto più facilmente quell'esule, quel figlio di esuli che ha lasciato queste terre tanti anni fa e che oggi vive dall'altra parte del mondo. Lei ha rilevato le difficoltà che si sono riscontrate nella collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, che attualmente è commissariata, e ha precisato che è necessario avviare una riflessione per vedere se sia possibile sviluppare dei rapporti di tipo diverso, anche più diretto, della regione Friuli Venezia Giulia, in generale della nazione d'origine, nei confronti della minoranza italiana. Come sappiamo, con l'Università Popolare è scoppiato un momento di grande difficoltà, ma come tutti i momenti di grande difficoltà questo ci permette anche ad aprire a nuove riflessioni e a cercare anche di capire quale ruolo che vogliamo per l'Università Popolare di Trieste e quale ruolo invece che vogliamo come Regione Friuli Venezia Giulia. L'Università Popolare di Trieste nasceva con quei compiti perché c'erano altri periodi, si stava parlando di altri periodi storici, per arrivare in Croazia a Fiume si passavano dei confini, c'erano dei rapporti diversi tra i paesi coinvolti. Oggi quel clima è completamente cambiato, quindi si può anche ripensare e ridiscutere il ruolo stesso dell'Università Popolare di Trieste e quello della Regione Friuli Venezia Giulia, che è un po', anche se non altro per la vicinanza di carattere geografico, è un po' il punto di riferimento delle comunità italiane in questi territori. È stato importante il contributo della regione Friuli Venezia Giulia anche a superare l'impasse del finanziamento della stampa riguardante le minoranze, la stampa estera, compresa ovviamente la Voce del Popolo. Beh, è chiaro che alcune forze politiche, c'è stata una discussione durante la discussione della finanziaria a fine 2018, alcune forze politiche, forse non comprendendo bene quali sono le peculiarità dell'Istria, della Croazia, della Slovenia e del Friuli Venezia Giulia, dove insiste la minoranza linguistica slovena, non conoscendo quelle peculiarità magari pensavano di prendere delle decisioni non capendo bene quali potevano essere le conseguenze sul territorio. Abbiamo fatto presente come Regione Friuli Venezia Giulia in modo formale quali potevano essere le criticità e quali era il valore del finanziamento di determinate realtà. Penso prima di tutto, ovviamente, come dicevo prima, della stampa in lingua minoritaria slovena piuttosto che in lingua italiana in queste terre. Fortunatamente da quel dibattito ne siamo usciti vittoriosi perché poi le leggi, come sappiamo, sono state pienamente rifinanziate.